Bentornati a tutti, siamo di nuovo qui dal Pala Cornaro di Jesolo. È tutto pronto per la finale Under 19. Giulia, abbiamo visto una bellissima finale e siamo convinti che il livello si alzerà ancora. Cosa dici? Assolutamente, abbiamo visto già prima come la battuta sia stata un'arma micidiale a questo livello. Adesso saliamo un pochino con due formazioni che già giocano appunto anche in Serie B e quindi insomma mi aspetto delle gran belle cose. Ci aspettiamo una partita molto combattuta, le due squadre come detto si sono già scontrate in Serie B, una partita vinta quella dell'andata dallo Jesolo, poi invece ha prevalso il Fusion qualificandosi ai playoff. Ci aspettiamo una partita come detto lunga, equilibrata, dove il fisico, come abbiamo visto qua un po' dal riscaldamento, avrà un ruolo fondamentale. Sì, si stanno riscaldando alle nostre spalle le ragazze in questa che è una finale importantissima, che appunto con due formazioni già che militano comunque in un campionato e quindi si stanno facendo già un po' di esperienza anche contro ragazze sicuramente molto più grandi di loro, ovvero quello come hai appena detto te della Serie B. Quindi mi aspetto davvero un match di alto livello, di alta intensità. Bene, quindi siamo tutti in attesa di questo match, comincerà alle 19:30 e ci rivediamo fra poco. A più tardi.
Ben ritrovati, tutto pronto al Palacornaro per la finale Under 19. Prima di iniziare vogliamo dire due parole sulla società che ospita questa finale, che ha organizzato in maniera egregia l'evento, la Union Volley Jesolo. Giulia, cosa ci dici? Ma è per me un grande onore, visto che mi hanno appunto ospitata, e una società che ha reso possibile tutto questo. Finalmente un po' di normalità, un assaggio di normalità, la pallavolo Union Volley Jesolo, che ha un'esperienza appunto decennale nel giovanile nazionale, con chi rende possibile tutto questo, lo storico presidente della pallavolo appunto jesolana, che è Lidio Santin, che nel 2018 si è affidato proprio al coach Lucchi, con la collaborazione che è nata anche grazie a lui con la VBC Casalmaggiore, proprio per avere un settore giovanile di primissimo ordine per approdare a quelle che sono le finali nazionali. Lucchi, veramente un allenatore di primissimo ordine, oggi direttore tecnico proprio di questa società. Lucchi che ha un'esperienza davvero importante, perché approda in Serie 1 con Marcello Abbondanza come vice allenatore. Abbiamo disputato contro proprio la finale scudetto con Busto Arsizio, poi riesce a rivestire il ruolo anche di vice allenatore con Marco Bonitta, e quindi con andare sia con in Superlega Ravenna e poi con la nazionale, quindi una partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio, davvero un curriculum di primissimo ordine. Ovviamente la società quello che vuole è approdare alle finali nazionali, avere davvero un organico, un settore giovanile importantissimo. E Lucchi si è saputo anche circondare di grandissimi allenatori come Lionetti, un assistente anche allenatore che è Casoli, un scoutman, anche lui grandissima esperienza a Caldarola, e poi Bragagni come preparatore atletico e Busetti come fisioterapista. Oltre, mi hanno detto di citare ovviamente anche i grandissimi dirigenti che danno sempre una mano, sono Finotto, Tessari e Carnici. Complimenti quindi all'Union Volley Jesolo per l'organizzazione dell'evento. Passiamo a presentare le due squadre. Due squadre, come detto, che si conoscono molto bene perché hanno giocato nello stesso girone di Serie B2. Partiamo con il Fusion Team Volley 2016, che schiera con il numero 1 Giorgia Coveccia, con il numero 2 Ilenia Luna De Mango, con il numero 3 Margherita Manni, con il numero 4 Martina Otta, con il numero 6 Matilde Favaro, con il numero 7 Sara Zarattini, con il numero 8 Chiara Biesso, con il numero 9 Viola Passaro, con il numero 10 Irene Bovolo, con il numero 11 Alessia Pugliero, con il numero 12 Gioia Riccato, con il numero 13 Zoe Mpoco, con il numero 14 Erika Bertolini, con il numero 15 Alice D'Urso, con il numero 18 Anna Riccato. Primo allenatore Carlo Chieco, secondo allenatore Tommaso Lamartina, dirigente Nicola Bragato. Facciamo poi i complimenti al Fusion Team Volley, che ha portato due squadre qui in finale. Ho parlato prima con il loro direttore tecnico Marco Vanzo, che si dice molto soddisfatto del percorso. Spera ovviamente che questa finale abbia un risultato diverso da quella precedente che abbiamo appena visto. Passiamo all'Union Volley invece, come detto, squadra che ospita l'evento, con il numero 1 Elisabetta Chiappetta, con il numero 2 Diletta Basso, con il numero 3 Celeste Sposetti, con il numero 4 Agnese Capone, con il numero 5 Sara Camera, con il numero 7 Martina Bini, con il numero 8 Sofia Dall'Orso, con il numero 9 Elisa Marcelletti, con il numero 10 Sofia Garzonio, con il numero 11 Elisa Deste, con il 12 Giulia Leone, con il numero 13 Alicia Salgado, con il numero 14 Giulia Spadaro, con il numero 15 Gaia Biondi. Come detto, il primo allenatore è Cristiano Lucchi, secondo allenatore Marchio Lionetti, lo scout è Michela Caldarola e il dirigenti Finotto e Tessari. Giulia, dicevamo, un match in cui ci aspettiamo un livello di sicurezza poco più che maggiorenni, anche se si tratta appunto di qualcuna anche con unità sotto ancora i 18 anni, allenate da entrambe formazioni grandissimi tecnici, e già prima abbiamo assistito davvero a un livello importantissimo per quelle che era appunto la categoria, ovvero un under 15. Ricordiamo con la vittoria proprio di Moco Volley San Donà, e comunque tanti complimenti anche al Fusion Team, proprio un'ottima partita, un livello tecnico importante.
ci aspettiamo una partita, come detto, combattuta. Ricordiamo che il Fusion Team Volley è arrivato qui battendo in semifinale con un doppio 3-2 la Synergy Technoship Stra, mentre l'Union Volley Jesolo è arrivato in finale battendo più agevolmente 3-0 il Volley Ania. Due squadre che si conoscono bene, hanno già giocato nei gironi, hanno giocato in Serie B2, due squadre che hanno sempre fatto 2-1, quindi ci aspettiamo una partita molto equilibrata. Molto equilibrata, sono sicura che vedremo anche delle giocate o qualche sprazzo di partita già di altissimo livello. Adesso i due team, ci sarà il momento anche degli starting six, del 6+1 solito, con mi hanno detto qualche giocatrice che è già nell'occhio di qualche allenatore di qualche club di Serie A. Beh, abbiamo comunque delle giocatrici del Fusion Team che sono state convocate in vari collegiali, ricordiamo Viola Passaro, il palleggio, ma anche Riccate Pugliero sono state convocate, e di sicuro anche qualcun altro che magari mi sto dimenticando. Presentiamo anche gli arbitri. Il primo arbitro è Bottin Pietro, il secondo arbitro è Elisa Gardellin. Passiamo adesso, come detto, agli starting six. L'Union Volley Jesolo schiera al palleggio Elisa Marcelletti, in banda Sofia Dall'Orso e Alicia Salgado, in opposto Sofia Garzonio, i centrali sono Elisa Deste e Gaia Biondi, il libero è Giulia Leone. Il Fusion Team Volley 2016 invece schiera in palleggio Viola Passaro, in diagonale con Matilde Favore in opposto. Le due bande sono Irene Bobolo e Giorgia Coveccia, i due centrali sono Chiara Biesso e Alessia Pugliero, libero è Erika Bertolini. Le squadre stanno entrando in campo, c'è molto entusiasmo. Sono curioso, Giulia, secondo te a quest'età sentono più la pressione rispetto alle giovani che abbiamo visto prima o non c'è molta differenza? Beh, a mio avviso hanno al momento una capacità di appunto gestire le emozioni già da ragazzine, insomma, adulte. Mi aspetto quindi davvero un match molto equilibrato per quelli che sono stati già gli scontri, e vedremo quale sarà la formazione che riuscirà a passare questo turno. Sicuramente sarà una partita che ci delizieranno queste ragazze di giocate davvero importanti. Quello che mi domando è se anche in questa partita la battuta sarà così determinante. Ricordiamo, prima abbiamo avuto delle statistiche di ricezione veramente basse, chissà se alzandosi il livello si alzerà la battuta, ma se la ricezione riuscirà a tenere. Cosa dici? Beh, io penso che la battuta è la cosa su cui è un gesto che, a differenza magari della ricezione, che c'è la valutazione del pallone, ha bisogno di esperienza, quindi nella categoria ovviamente più giovani, come è stato prima, questo è un passo molto più difficile da fare rispetto che insegnare esclusivamente a battere e avere già dei servizi performanti. Qua mi aspetto che sì, ci sia una buona battuta, ma che ci sia la risposta anche di giocatrici che sanno tenere ricezione. Tutto pronto, le giocatrici si scambiano i saluti di rito. Parte in battuta il Fusion Team Volley con il numero 10 Irene Bobolo. Gli arbitri stanno controllando le formazioni, i coach danno le ultime indicazioni e direi che siamo pronti a cominciare. Attendiamo solo il fischio dell'arbitro. Si inizia. Parte Bovolo in battuta, salto flot sul libero, ricezione ottima, subito con una fast, giocato un pallonetto molto intelligente, primo punto per lo Jesolo. Ricezione perfetta da parte di Leone, e subito viene innescata il centrale con questa fast. Da parte del libero avversario ci voleva magari una lettura un po' diversa, forse un pallonetto che si poteva già vedere avendo avuto il raddoppio anche del muro. Biondi in battuta ed è subito il primo ace per lo Jesolo, con libero e Bovolo che non si intendono sulla zona di conflitto. Una buona battuta. Sì, nuovamente assistiamo a battute molto profonde negli ultimi centimetri di campo, quindi già 2 punti, prima in fast e adesso al servizio per questo centrale. Ancora servizio, questa volta ottima ricezione di Bovolo, un Passaro che apre, splendido attacco,
Ancora palla rigiocata, ancora il Fusion e Pugliero mette giù un diagonale lungo. Vengono subito sfruttate le centrali appena il pallone è positivo, grazie a un'ottima ricezione da entrambe le parti. Subito innescati i centrali da una parte e dall'altra, prima abbiamo visto una fast, adesso un primo tempo tirato verso la zona 5 avversaria. Ed è proprio un centrale che si presenta in battuta, Alessia Pugliero. Palla molto ficcante che viene ricevuta con una slash. Passano in apertura ancora su Covecia e ancora punto per il Fusion Team Volley che si porta sul 2 pari. Sì, una posizione forse da parte del libero leggermente troppo avanzata. C'è stato il raddoppio da parte proprio del laterale sulla diagonale, ma non è riuscita. Ancora Pugliero in battuta. E un altro ace sempre in zona di conflitto, battute che arrivano tutte nell'ultimo metro e mezzo. Abbiamo già visto 2 ace in questi primissimi punti, siamo insomma 3-2, quindi davvero subito le prime battute di questo set e vediamo come sempre la battuta sia la prima arma per poter mettere in difficoltà la squadra avversaria. Ancora Pugliero in battuta, molto buona. Salva in qualche modo lo Jesolo con Bertoldini che mette la palla di là. Passano in ricostruzione per Favaro. Murata, però ottima copertura del centrale. Rigiocata per Dorso, palla che sembrava toccata, invece no, subito protesta di Lucchi su questa azione. E come abbiamo detto prima, non abbiamo un video check per far rivedere le azioni, si arrabbia tantissimo Lucchi per questo attacco della numero 8 dall'Orso. Diciamo che così live sembrava toccata. Diciamo di sì. Ricezione, palla ancora per Dall'Orso, questa volta toccata di sicuro, ma è un muro punto da parte del Fusion. Sì, non so se è stata Biesso, penso proprio di sì, anche dall'esultanza che ha avuto. Ci vuol fare 2 chiacchiere subito Lucchi. Sì, primo time out. Come dicevi, subito i centrali. Ci aspettiamo una partita in cui i centrali sono molto coinvolti, soprattutto in casa Fusion hanno degli ottimi elementi e come abbiamo visto anche molto, molto attenti a muro. Biesso nelle 2 partite di semifinale ha fatto veramente vedere degli sprazzi di gran gioco. Non che i centrali di Jesolo siano inferiori, anzi, quindi rispetto a altre finali giovanili magari vedremo un po' di più l'utilizzo di un ruolo che conosci bene. Sì, che conosco un po' da vicino, mi ha accompagnato per tutta la mia carriera. E mi hanno assolutamente parlato benissimo di questa giovanissima numero 8 Biesso, adesso impiegata come C1 nella formazione del Fusion, quindi vedremo se ci delizierà non solo di muri ma anche di ottimi attacchi. Sempre Pugliero in battuta, 5-2 per il Fusion Team Volley. Ancora in grossa difficoltà Garzonio, palla che viene ributtata nel campo del subito per Biesso che questa volta viene ben murata, rigiocata, attacco del centrale di Este, ricostruzione, scambio molto lungo con le 2 squadre che stanno difendendo bene, pallonetto, palla salvata da Covecia con Favaro che fa un altro pallonetto, questa volta molto attenta al palleggio. Ancora Dall'Orso, appoggi difese un po' staccate che non permettono di attaccare come si deve. In questo modo Covecia invece prova a giocare sulle mani alte, ancora un attacco da parte di Dall'Orso, questa volta non è stata toccata di sicuro, palla che finisce fuori. Esatto, e continua quindi la striscia positiva al servizio da parte della centrale avversaria Pugliero, autrice già di un ace. Adesso se ne va questo servizio. Una curiosità, abbiamo visto che Jesolo riceve con l'opposto invece che con S2, quindi esatto. Garzoni al posto di Salgado. Vediamo se è stata una casualità o se sarà tutta la partita così. Covecia con un pallonetto ben murata da destra, rigioca ancora su Covecia e questa volta tira, un ottimo palla in zona 6, cambio palla per il Fusion Team Volley. Sì, stanno passando con facilità le attaccanti di Fusion, ci vuole qualcosina di più da parte dello Union Volley Jesolo a muro. Favaro in battuta, lunga,
Ottima ricezione del libero che mette subito in gioco il centrale, questa volta molto ben murato da Biesso, che come detto fa buona guardia. Sì, e qui Deste salta in lungo, si ritrova sotto questo pallone, non ha vie d'uscita, con Biesso che davvero le salta molto invadente, quindi stampatona per questa centrale. Ancora a favore in battuta, molto in battuta, ma risponde ancora presente il palleggio. Alzata per Garzonio, difesa del libero che riesce in un miracolo a ributtare la palla di là. Ancora palla, questa volta in opposto, ottimo il muro difesa del Fusion fino a questo momento. Rigiocata, Salgado in appoggio, ancora in apertura su Garzonio, questa volta mani fuori su Passero. Adesso mani out, ottimi scambi da una e dall'altra parte di queste due formazioni. Poi se la cava con questo mani out adesso proprio Garzonio. Dall'Orsi in battuta, ricezione staccata di Bovolo, ancora Coveccia, ancora murata, buona copertura, di nuovo Coveccia da lontano, senza paura, punto numero 9 per il Fusion. E qua a muro ci sono tempi sbagliati, la palla è molto alta, leggermente staccata da rete, bisogna aspettare, mettere subito di là le mani invadenti. Pallone infatti che si va ad insaccare nella metà campo proprio di Jesolo. In battuta l'autrice all'ultimo punto, quindi Coveccia, batte lunga, sempre sul libero in questo caso, ottima ricezione, palla per Garzonio e punto. Stanno battendo molto sul libero, no? Sì, ho notato questa cosa, non so se essendo, abbiamo parlato benissimo di questa ragazza, penso forse la vogliano mettere subito sotto pressione, sanno che è un'arma davvero importantissima per il team. Deste in battuta per l'Union Volley Jesolo, che è distante 4 lunghezze, ricezione di Bovolo, Passero in fast per Biesso che mette giù senza grossi problemi. Ottima fast, chiusa tantissimo, quindi un muro che non è troppo invadente, un muro che ha concesso proprio a Biesso di passare tranquillamente, complice anche le ottime leve della ragazza. Proprio Biesso in battuta, ancora verso il libero, questa volta per Garzonio che Salgado in attacco, ben murata, bel primo tempo, questa volta può solo però fare un pallonetto. Seconda linea di Coveccia che tira una bomba nel campo avversario, punto numero 10 per il Fusion. Innescata proprio dalla centrale con questo palleggio, sceglie la pipe e non riesce nell'intervento difensivo. È proprio quello che sottolineavi fino a qualche azione fa, come venga tenuta fuori dalla ricezione la numero 13 Salgado e vada a ricevere all'opposto. Opposto che in questo caso sbaglia la ricezione, Lucchi chiama subito un cambio, vediamo avvicinarsi con il numero 2 Diletta Basso che è l'altro opposto, cambio appunto Garzonio Basso. Diciamo che vedendo un po' le difficoltà di ricezione dell'opposto in questo caso mi ha un po' stupito appunto la scelta iniziale di battere così tanto sulla Leone, che ha risposto super presente finora. Vediamo se era proprio una scelta o un caso. Ma è una ragazza Leone che da quello che vedo mi sembra davvero molto reattiva. Infatti va a prendere una palla comunque difficile, attacco di Biondi in pallonetto, palla per Bovolo che stampa una diagonale stretta impressionante. Non riesce a scendere in difesa, Salgado ha così tantissimo campo da dover difendere Leone e Lucchi ci vuol fare nuovamente due parole sopra. Abbastanza comprensibile in questo momento, non sta molto funzionando il muro difesa principalmente mi sembra dello Jesolo. Sì, esatto, anche le soluzioni in attacco sono lette benissimo da parte delle ragazze del Fusion. Come spesso accade nel femminile parte un po' tutto là, no? Se si riesce ad alzare il ritmo sul muro difesa poi anche il contrattacco risulta più efficace, ci si carica un po' da quell'aspetto, no? Assolutamente, bisogna appunto, ovviamente tocchi qualche pallone in più, l'avversario si innervosisce, e è quello che sta un po' succedendo invece diciamo alla squadra di casa, la squadra che ospita queste finali. Vedremo adesso se riusciranno ad uscire da... Ancora Biessi in battuta, siamo sul 13-5. Sempre verso l'opposto, che in qualche modo salva, palla per Salgado che deve attaccare, è una palla molto difficile, la tira fuori. Attacca più che altro da ferma, è un pallone che doveva
prendere molta più rincorsa, si ritrova sotto la palla, una palla che veniva da lontano e continua la striscia al servizio anche da parte di Biesso, davvero una rotazione complicata per Jesolo. Ed ecco un altro ace da parte di Biesso, siamo 15-5. Rientra così Garzonio, cerca Lucchi in tutti i modi di spezzare un po' il ritmo della battuta adesso di Biesso. Sta cercando, ha già chiamato un time out, aveva già fatto un cambio, ha rimesso nuovamente Garzonio dentro. Sì, non mi sento di dare grossi colpi a Diletta Basso che è entrata, diciamo che Biesso sta battendo veramente bene, non è facile entrare in questo momento. No, sta battendo bene, precisa e più che altro ci vuole una soluzione, una palla messa a terra subito sulla fase di cambio palla. Adesso pallonetto da parte dello Jesolo, Leone che rigioca per Salgado che va ancora in attacco e questa volta riesce con una diagonale ristretta a trovare il cambio palla. Riesce così a girare, a cambiare rotazione Jesolo dopo davvero aver fatto tanta fatica e lascia così e siede in panchina Biesso dopo l'ultimo turno. Dopo Garzonio in battuta per l'Union Volley, ottima battuta ricevuta da Bovolo. Bovolo che va anche ad attaccare, una palla presa male che esce fuori. Si era molto sotto il pallone. Ancora Garzonio in battuta, palla lunga ricevuta da Favaro, passa da un'ottima apertura per Bovolo, questa volta ben murata dalla numero 15 Gaia Biondi. Ottimo muro invadente da parte di Biondi, compostissimo insieme al laterale. Hai notato anche il Fusion Volley fa ricevere Matilde Favaro che sarebbe l'opposto, quindi in tutte e due le squadre con questa soluzione che non si vede moltissimo, diciamo, ad alto livello dell'opposto che riceve. No, quello no, è vero con tante, però sai a questo livello magari sfrutti il fatto del giocatore che sappia attaccare anche da zona 2 e poi lo fai scendere in ricezione. Favaro poi che non è diciamo nuova alla ricezione perché in selezione regionale l'anno scorso ha fatto il libero, quindi una giocatrice capace di ricoprire più di un ruolo. Diciamo che secondo me in questo caso anche gli allenatori cercano più l'equilibrio che proprio la specializzazione. Certo. Ancora Garzonio in battuta, lo Jesolo cerca di rifarsi sotto, anche se sono ancora 7 le lunghezze di differenza tra le due squadre. Ancora Favaro un po' in difficoltà, Bertolini splendida alzata per Bovolo che va a attaccare, difesa di Leone. Apertura proprio per Garzonio con un attacco che esce di poco, punto numero 16 per il Fusion. Tanti errori da parte di Union Volley Jesolo, devono ancora entrare in partita, sono sicura che devono ancora esprimere il proprio gioco. Le vedo un po' contratte ancora. Sì, ancora appunto devono entrare in partita nel match. Passano in battuta, sempre verso Garzonio. Una fast per Biondi, il muro questa volta non invade in maniera corretta e cambio palla per lo Jesolo. Sì, ha le mani staccate da rete Favaro e consente così a questo pallone, a questa fast giocata da parte della centrale Biondi, innescata dalla sua palleggiatrice, di passare nella metà campo. Salgado in battuta per l'Union Volley, lunga verso Favaro, ottima ricezione, palla per il centrale, murato però da parte sempre di Biondi che sta facendo un buona guardia a muro. Penso proprio 4 tocchi, voleva anticipare verso la zona 5 e ha trovato il net. Ancora Salgado in battuta. Ricezione di Coveccia un po' staccata, Pugliero per Favaro che viene ancora murata, ottima copertura, cerca e in qualche modo salva Favaro, attacco di Dall'Orso anche in questo caso fuori. È stata brava Favaro a non far uscire la palla con quell'attacco. Sì, tanta adesso ancora un errore per Jesolo. Lucchi si mangia davvero, si vuole mangiare tutti i fogli che ha in mano. Bovolo in battuta, ricezione perfetta di Leone per il primo tempo di Biondi.
E adesso era partita corta Bertolini e si ricordava il pallonetto effettuato prima proprio da parte della centrale Biondi, però sceglie di sfondare proprio il muro con questo attacco tutto di forza, di prepotenza. Biondi che va in battuta, che prende il nastro con Covecia che riesce a salvare, palla aperta per Favaro, buon attacco ma invasione di Dall'Orso, mi consegna il punto numero 18 al Fusion Volley. Un po' in difficoltà con i laterali a mettere giù palla in questo momento l'Union, Dall'Orso più errori che punti in questo momento. Un po' tutte le ragazze, fatta eccezione proprio per Biondi, il palleggiatore sta trovando davvero difficoltà a guidare il pallone, poi ora ci pensa D'Este. Con un pallonetto a dire la verità non irresistibile ma non tenuto bene da Passaro in questo caso, un po' di disattenzione. Era molto in ritardo, c'è un po' di pasticcio, però se lo possono permettere ora sul 18-12 proprio per le rosa. Marcelletti in battuta per Jesolo, bella botta lunga, Bovolo ottima ricezione, apertura per Covecia che tira una palla che il libero non riesce a contenere. Si sbaghera molto in questo caso Leone, non riesce a proteggere la palla, a muoversi dentro la figura. Favaro in battuta, 19-12 per il Fusion Team Volley, sempre in vantaggio in questo set. Palla lunga, questa volta Leone un po' in difficoltà, Salgado prova a ricostruire una palla che viene giocata sul muro. Una lungolinea che passa, forse una incomprensione muro-difesa in questo caso. Sì, penso un muro perché se non erro il pallone era anche veramente leggermente quasi fuori asta, quindi un muro che doveva andare a prendere l'asta, complice anche il fatto dell'essere mancina da parte di Garzonio. Dall'Orso ancora con un errore, la ragazza non è proprio ancora entrata in partita, come detto vediamo tutte un po' contratte, forse diciamo ancora un po' col ricordo della sconfitta nell'ultima partita di B2. Covecia questa volta in battuta e anche lei sbaglia. Quanti errori in questi ultimi scambi. Marcelletti, il palleggiatore di Jesolo, sta cercando di incitare le proprie compagne di squadra a non mollare, a comunque continuare anche in questo set molto complicato fino a questo momento. Bovolo in attacco, una palla che esce di poco, quindi 15° punto. Il Fusion forse ha smesso di giocare un po' troppo presto ancora, Sì, anche perché insomma è solo il primo set. Entra Sposetti per D'Este per la fase di battuta e difesa. Ricezione di Covecia, in qualche modo salva, buona difesa da parte di Jesolo, poi fast di Biesso, l'opposto si è dimenticato di scendere in questo caso. Va davvero altissima questa ragazza, va veramente, ha già delle altezze importanti che mi fanno ben sperare per lei in ottica davvero di grandissimi livelli. In effetti ce ne avevano parlato molto bene e non avevano detto niente di sbagliato. Sta confermando. Proprio lei in battuta, ricordiamo che prima ha fatto un grandissimo round di imbattuta, in questo caso però subito Biondi che va al contrattacco, Biondi che in questo momento è l'unica che riesce a mettere giù palla per lo Jesolo. Sì, ha iniziato bene fin dai primi palloni, si sta confermando man mano che si va avanti nel match e adesso si sta riavvicinando per quel che può Jesolo, ma sono stati davvero tanti le battute proprio della stessa Biesso precedentemente. Ottimo muro qui sull'attacco di Pugliero, ricostruzione per Salgado che va ad attaccare una palla che viene tenuta in qualche modo, ma invasione da parte di Passaro che era riuscito a salvare. 17° punto, adesso le distanze sono solo 4. Sì, il piede poteva andare di là con tutto il corpo, ma ha messo la parte che appunto è fallo, ovvero quella del piede. Ancora Garzoni in battuta. Ricezione di Favaro, palla in apertura per Bovolo che questa volta trova il muro aperto e non ha problemi a fare punto. Si passa tranquillamente.
Sono tanti i palloni attaccati da questa ragazza, il palleggiatore Passaro si sta molto affidando a lei e insieme con Biesso. Ed è proprio Passaro che va in battuta verso il libero di Jesolo che riceve benissimo, palla per Salgado, una palla che non è stata toccata ed è uscita di parecchio. Sì, si lamenta un pochino il suo palleggiatore perché sapeva di non averle alzato un pallone perfetto, era molto vicino a rete, e butta via così Salgado, ha cercato le mani, magari ci stava una sporcata sul muro anche per rigiocare. Ancora Passaro in battuta, ancora sul libero, di nuovo palla Salgado che questa volta in diagonale trova il cambio palla. E adesso si rifà così con questo ottimo attacco sulla diagonale e è proprio lei ad andare al servizio Salgado. Sul 18 al 23 vediamo in questo caso la ricezione quasi a 4 da parte del Fusion Team Volley, battuta sempre su Favaro con Passaro che riesce a salvare, proprio Favaro che va ad attaccare una splendida attacco in lungolinea che porta il set point per il Fusion. Sì, davvero un attacco perfettissimo, di grandissima qualità, di grandissima manualità nell'angolino di zona 1. E adesso Bovolo in battuta, ben 6 i set point per il Fusion Team Volley. Ancora sul libero, ancora un'ottima ricezione, palla per Dall'Orso che tira nuovamente fuori, si chiude il set 25-18, tanti errori da parte di Jesolo, soprattutto dei laterali. Sì, troppi errori, poi vedremo le statistiche, ma ci sono davvero troppi errori, troppi errori. Fusion invece che ha partita veramente bene con una Biesso dominante in questa fase del match, ha avuto un piccolo calo, forse si è un po' accontentata nella parte centrale, sì, nella parte centrale lo Jesolo è riuscito un po' a recuperare, poi però ancora Bovolo con un ottimo cambio palla diciamo ha decretato la fine del set. Adesso durante il time out, il cambio campo, Lucchi riuscirà a trovare delle contromisure. Sono ragazze che devono reagire, la partita molte volte mi ricordo ancora una frase di un mio allenatore: oggi è il giorno della partita, purtroppo le giornate no possono capitare, ma bisogna subito rimboccarsi le maniche perché è questo il giorno, è questo il match, non si può appunto programmarlo e spostarlo a altre giornate, bisogna essere subito cariche e attente quest'oggi. Ci vediamo tra poco per il secondo set.
Tutto pronto per il secondo set. Stavamo guardando un po' le statistiche e abbiamo visto proprio quello che si vedeva anche dal punto di vista, diciamo, della sensazione live. Abbiamo ben 7 errori di squadra in attacco da parte dello Jesolo e 2 errori in battuta e 1 in 3 in ricezione. Abbiamo 12 errori totali, senza contare murate e invasioni, quindi troppi errori per poter competere a questo livello. Sì, e comunque infatti poi sono tutti quegli errori con un set davvero molto tranquillo e sugli allori per quanto riguarda invece la squadra del Fusion. Qua riparte nuovamente la partita. Attacco di Bovolo con difesa del libero dello Jesolo, palla per Salgado, murata da parte di Bovolo sempre, e 1-0 per il Fusion. Stavo guardando sempre un po' gli scout, molto bene invece il Fusion con ben 11 punti in attacco e soli 3 errori, 5 di Coveccia, la banda che ha fatto veramente la differenza assieme a Biesso. Bovolo in battuta sul libero, palla staccata, ancora Salgado in attacco, questa volta gioca bene sulle mani del muro e ottiene il cambio palla. Brava anche in alzata proprio Deste, ottima dopo la ricezione così da parte di Leone. E mi dicevi durante il cambio campo che proprio Leone ha ricevuto davvero benissimo, seppur ha ricevuto molte battute. Sì, proprio di quello parlavamo, no? Un totale di 13 ricezioni su 23 della squadra e con un ottimo 69%. C'è da domandarsi se sia una tattica quella del Fusion o se semplicemente stiano un po' sbagliando dove tirare. Scambio molto lungo, passo adesso che apre per Coveccia, che attacca sulla testa di una giocatrice di 3 metri, muro un po' troppo aperto. Muro aperto, e infatti stanno facendo fatica in questo fondamentale. Il centrale deve andare a chiudere bene sul laterale oppure su palloni corti, decidere la posizione, e sarà quindi poi il laterale ad affiancarsi. Anche qui molto frutto della pericolosità dei centrali, col centrale avversario che deve rimanere comunque fino all'ultimo al centro e poi lascia molto spazio ai laterali. In questo caso invece bel punto dell'opposto di Garzonio per lo Jesolo, 2-2. Qui è stata bravissima Marcelletti, che davvero con una ricezione molto attaccata a rete non è andato sul centrale e quindi ha lasciato muro a 1, poi Garzonio adesso alla battuta. Ancora Garzonio in battuta, ricostruzione di Passero per Coveccia, ottima difesa di Leone, palla che viene giocata ancora su Garzonio e cade nel campo del Fusion. Viene innescata anche dalla seconda linea da parte della sua palleggiatrice Garzonio. Niente può la difesa da parte proprio del Fusion. Marcelletti, il palleggio dello Jesolo, secondo me assieme a Leone comunque la migliore in campo nel primo set. Assolutamente d'accordo con te. Ricezione difficile di Coveccia, palla per Favaro che attacca fuori, abbastanza laterale rispetto alla linea. 4-2 per lo Jesolo, che sembra partita con un altro piglio. Adesso deve in tutti i modi, proprio perché come abbiamo detto prima questo è una finale importantissima e quindi quest'oggi devono davvero dare il loro 100%. Difficoltà in ricezione per Bovolo, palla aperta per Salgado che va a attaccare molto bene, sempre lungo. 6-2 per il Fusion. Mi sembra che ci sia un'altra convinzione proprio. Sì, sceglie le mani alte adesso, forte, alto sul muro, pallone che schizza via e niente può nuovamente la difesa da parte proprio del Fusion. Quarta battuta per Garzonio, questa volta fuori anche se di poco. Cambio palla quindi per lo Jesolo. Sì, con una ricezione come avevi detto te quasi a 4, perché davvero viene fatto scendere anche l'opposto. Ricezione a 4 che viene usata abbastanza spesso nel giovanile, magari a un livello un po' più basso, anche perché aumenta le zone di conflitto, quindi in verità ha anche delle difficoltà. Attacco di Biondi, questa volta salvato da Favaro, e sempre Biondi fa un bellissimo muro sulla pipe, rigiocata per Marcelletti che apre per Salgado, murata in questo caso. Ancora Marcelletti, tocco di seconda che va a segno. Che carica che ha questa palleggiatrice, davvero un carisma importantissimo.
mi viene da dire proprio il carisma che deve avere il palleggiatore, davvero incita, sprona le proprie compagne da tutto quello che ha in corpo. Concordo con te, è un aspetto che forse si è un po' perso, adesso si guarda molto all'altezza e invece insomma il carattere nel palleggio è un aspetto fondamentale. Covecia in rigiocata, palla che passa, non toccata dal muro, protesta Carlo Chieco da questa posizione, noi non siamo riusciti a vedere sinceramente. Beh, penso si sono arrabbiate molto, quindi forse dalla loro prospettiva sono riusciti a vedere meglio rispetto a noi. Salgado in battuta sul 7-3 per Jesolo. Ricezione di Covecia che era quasi fuori dalla Rice, palla ancora giocata con Bovolo che appoggia, Salgado un po' in difficoltà, una fast non giocata benissimo, adesso Passaro che riapre per Covecia, pallonetto, ancora Marcelletti per Dall'Orso, Muro contiene l'attacco, ancora Covecia che gioca un pallonetto spinto, Salgado non si fa trovare pronta. No, completamente ferma nella sua posizione, quindi si risblocca nuovamente la Fusion con questo pallonetto spinto. Ed è proprio Covecia che va in battuta, salto flot, lunga sempre sul libero che fa un'ottima ricezione, palla per Dall'Orso, Murata, autocopertura, Marcelletti butta la palla di là, rigiocata per Bovolo, grande difesa del libero, ancora Dall'Orso e ancora un muro di Biesso. Beh, abbastanza dritto per dritto lungo la rincorsa questo attacco da parte di Dall'Orso, e c'è subito un cambio. Entra Martina Bini con il numero 7, Dall'Orso che già nel primo set era un po' in difficoltà, attaccato con un meno 60%, adesso un cambio, vediamo se la nuova entrata riuscirà a cambiare un po' il trend da posto 4. Ancora sul libero, ricezione perfetta, Biondi che va a attaccare una splendida fast, nulla può Bertoldini. Non più diagonale, ma viene scelta proprio la parallela da parte di Biondi, ottima giocata da parte di questa ragazza che ora prende il pallone e se ne va alla battuta. 8-5 per lo Jesolo, battuta lunga verso Covecia, palla un po' staccata, Biesso che va in pallonetto, ottima copertura di Deste. Subito in attacco la nuova entrata, ma niente da fare, anche lei attacca fuori. Lucchi un po' disperato chiede alle sue di evitare certi errori. Sì, e più che altro ci sono, per quanto riguarda errori che arrivano soprattutto dalla zona 4. Proprio Biesso in battuta, buona ricezione di Bini, attacco del centrale, ben coperto a muro, rigiocata per Bovolo, Jesolo che riesce a contenere Salgado da seconda linea, buon attacco, ben difeso da Covecia, ancora Bovolo in banda, mani alte, punto. È troppo ferma la posizione da parte di Salgado, è posizionata in zona 6, non riesce a leggere queste traiettorie, anche di andare a sporcare il pallone sulle mani del muro da parte delle avversarie che stanno davvero disputando un'ottima gara. Ancora Biesso in battuta con il Fusion che si era avvicinato, solo una lunghezza di distanza, sempre verso Bini, questa volta ricezione staccata, Garzonio ad alzare, ancora Bini, non c'è il tocco del muro, palla out. Sì, Bini sta dando senz'altro qualcosa di più per quanto riguarda ricezione e difesa, però sono già due palloni che è ancora un errore. Sta soffrendo un po' in posto 4 appunto lo Jesolo in questo momento, vediamo se riescono adesso a fare il cambio palla, ricezione staccata di Garzonio, devono ad alzare, ancora Bini, una palla difesa in qualche modo da Covecia, Bovolo in attacco, palleggio di Deste, l'attacco di Bini molto ben contenuto da Bovolo che poi va al contrattacco su una palla piazzata da lontano. Buon palleggio questa volta, ottimo attacco di Garzonio preciso e Jesolo conquista il punto dopo qualche difficoltà. Ottimo attacco, si sblocca così questa rotazione. Brava Bini, è stata un po' sfortunata, c'era davvero Bovolo che ha fatto un'ottima guardia nella difesa lì da zona 4.
grandissima parità rispetto equilibrio piuttosto che parità, visto che siamo sul 9-8. Sì, decisamente un set più gradevole anche da vedere, con le squadre che stanno crescendo di livello. Ci aspettiamo, come detto, una grandissima partita. Fischio del primo arbitro, pronta Marcelletti in battuta, palla molto lunga che esce. 10-9 per il Fusion, anzi 9 pari, scusate. Sì, si è fatta tutta a riprendere il vantaggio che aveva proprio l'Union Volley Jesolo dal Fusion, che era partita con qualche errore di troppo. Ace da parte di Passaro, che trova l'incrocio delle linee, niente da fare in questo caso per Garzoni. Sì, abbiamo visto già prima come la ricezione ha fatto davvero fatica per quanto riguarda lo Union Volley Jesolo. Ancora Passaro, ricezione di Garzonio che poi va ad attaccare, difesa sempre di Passaro, rigiocata per Favaro che va a attaccare una palla non credo toccata, infatti l'arbitro dà il punto allo Jesolo. Uno dei pochi errori che vediamo dai laterali del Fusion, che sono comunque sempre ottimi giocatori, che sanno rimediare molto i palloni. Attenzione, salto spin da parte di Bini, ricezione slash di Covecchia, Marcelletti a ricostruire, palla per Salgado, molto alta però ben contenuta dal muro, rigiocata per Bovolo, anche dai Murata, palla ancora per Favaro e questa volta passa in mezzo al muro. Bini dice muro aperto, palla che cade. Sì, muro aperto però su una giocata che non era così tanto scontata, lancio appunto su una lancia a favore del centrale di Jesolo. Lavoro difficilissimo quello del centrale, Sì, più che altro le critiche delle volte, insomma, si cerca sempre di fare il massimo. Secondo me questa palla era dentro, lo dice anche Lucchi, palla dentro, secondo ace per il Fusion con Bovolo, e adesso lo Jesolo deve essere brava a non lasciar scappare via la squadra fucsia. Ancora Bovolo in battuta, stavolta corta, libero fa buona guardia, va a attaccare Deste, palla che non riesce a essere tenuta da Favaro, cambio palla per Jesolo. Sì, viene chiamata con una base 2, un primo tempo alle spalle del palleggiatore di Marcelletti, e poi è proprio la centrale Deste ad andare alla battuta. Torna in campo Biondi, grande protagonista nel primo set per Jesolo. Deste alla battuta, ricezione di Coveccia, Passaro che riesce a giocare, palla anche in questo caso cade un po' troppo facilmente. Sì, troppo ferma Bini nella sua posizione, sarà una palla che poteva essere tirata su. Ancora parecchi problemi in difesa, soprattutto sugli attacchi da posto 4 per lo Jesolo. Sì, ho l'impressione anche da zona 4 che soprattutto Salgado voglia tirare troppo, diciamo chiudere troppo il colpo. In questo caso invece ottima pipe di Bini, che di sicuro ci ha messo grande entusiasmo e carica da quando è entrata. Assolutamente, è stata sfortunata con qualche colpo in attacco, adesso si rifà subito con questa pipe, bravissima, complice un muro anche da parte di Biesso, troppo staccato dal net, pallone quindi che va via. Garzonio che batte, contrattacco murato di Biesso, lo Jesolo ha la possibilità di chiudere il punto con Salgado che tira una palla meravigliosa in diagonale e ottiene il 13° punto. E adesso è bravissima perché finalmente ha allungato questo colpo, trova infatti in difficoltà la difesa del Fusion e riesce così a ottenere questo punto. Ho l'impressione appunto che molte volte voglia chiudere il colpo Salgado. Garzoni in battuta su Bovolo, ottima ricezione. Primo tempo anticipato di Biesso, però facilmente difeso da Leone. Ancora Salgado e palla dentro. Gli arbitri dicono palla dentro, Lucchi si dispera. Molto difficile, a me sinceramente sembrava fuori vista da qua, però è veramente complicato. Sì, invece volevo spendere due parole per quanto riguarda il primo tempo di Biesso, è leggermente sotto e non riesce appunto a
a imprimere tutta la sua potenza, intanto appunto che viene consegnato poi alla metà campo blu a Jesolo. Sono d'accordo con te, un primo tempo con un ottimo anticipo, Assolutamente. però un po' troppo vicino a rete e non le permette appunto di impattare bene il pallone. Si sta saltando leggermente troppo avanti rispetto al salto verticale. Palla per Coveccia e sempre quella zona, la zona 1, la seconda parallela di Jesolo Sì, non è proprio coperta. Più che altro non capisco la posizione di Bini, forse dalla nostra posizione non riusciamo a vedere se il muro è andato a chiudersi, a compattarsi completamente, perché quella è un po' una zona di muro aperto. Ancora Favaro, questa volta fuori, sono d'accordo con te, diciamo che anche con muro piazzato, se Marcelletti va così sotto a coprire i pallonetti, Bini un passo a destra lo deve fare, perché quelle palle stanno cadendo tutte lì essenzialmente. Sì, aveva raddoppiato la diagonale come se fosse appunto un muro chiuso. Ricezione ottima di Bertolini, palla per Biesso che in fast è una sentenza, 15 pari. Ottima questa giocatrice, insomma fino a questo momento è una delle candidate a mio avviso per il titolo di MVP. Concordo pienamente con te, non solo per gli attacchi ma anche per la guardia a muro che sta facendo. Coveccia in battuta, salto flot verso Garzonio che riceve bene, provano una fast molto ambiziosa, rigiocata sul muro, ancora Bini, sempre murata e Biesso con un tocco d'astuzia fa punto sul primo tocco. E qui va appunto tutta una giocata di intelligenza da parte della centrale e sono contenta di vedere un centrale che fa queste giocate, perché vediamo un po' sempre definiti la parte diciamo non troppo astuta. In questo momento Coveccia trova un ace piccolo a lungo per il Fusion Team Volley che si porta su 17-15. Sì, attenzione, un momento di calo, infatti subito Lucchi vuole farci due parole su chiamando un time out. Jesolo che è entrata in partita in questo secondo set molto meglio rispetto alla fase iniziale, rimane però il grande problema del cambio palla con attacco da zona 4. Né Dall'Orso né Bini, che pure è entrata con maggiore intensità, riescono a trovare un po' di regolarità in questo fondamentale. Sì, è difficile ovviamente, penso che soprattutto Bini adesso debba un po' lavorare anche sul muro, proprio su magari delle rincorse con un controtempo per sfruttare tutte le varie giocate proprio sul muro per andare a fare money out, oppure utilizzare anche dei pallonetti, soprattutto quello incrociato, che anche molte volte non facendo punto diretto ma crei delle difficoltà nel campo avversario che magari poi ti possono rimandare una free ball e quindi giocare con più facilità anche te. Concordo, comunque partita molto più equilibrata, c'è il tempo assolutamente per recuperare. Ancora Coveccia in battuta, sempre verso Garzonio che riesce a salvare, bellissimo secondo tocco di Marcelletti non tenuto da Bobolo. E qua ci voleva insomma un po' le mani più alte per cercare di intercettare questo tocco di seconda, questo pallonetto da parte di Marcelletti, che davvero mi sta stupendo questa ragazza per la grandissima carica che ha. Ci arrivano un po' di commenti in diretta, ne abbiamo letto uno, la centrale del Fusion sta facendo quello che vuole, ci dicono. Beh, hanno anche ragione, perché davvero sta facendo un'ottima partita, fa valere tutte le sue qualità fisiche. Battuta dello Jesolo, palla rigiocata da Bovolo, ben difesa da Bini, ancora Marcelletti per Deste che gioca un buon pallone, questa volta coperto dal libero, ancora Bovolo tenuto, Bini riesce a salvare, palla di nuovo nel campo Jesolo e ancora Biesso in fast. Nulla può la difesa della numero 3 dello Jesolo. 19esimo punto per il Fusion. Bravissima Biesso, ottimo attacco, ma la cosa che voglio sottolineare è proprio l'appoggio dato da Bertolini, che permette così al centrale di andare tranquillamente a prendere la propria rincorsa, e quindi è il lavoro sporco, quando si dice un po' appunto il lavoro che non si vede, quindi ottimo il suo intervento per permettere poi al centrale di effettuare questo ottimo attacco sulla parallela in fast. Cambio nelle file dello Jesolo, entra Camera per Salgado, vediamo se riuscirà a dare un po' più di difesa nel giro dietro, penso che lo scopo sia proprio quello.
mani staccate da rete permettono a questo pallone proprio di ottenere, di cadere nella metà campo rosa con questa 2 di Deste. Marcelletti in battuta, Favaro in ricezione, palla per Bovolo che riesce ad andare sopra il muro, bel punto in diagonale. Ha tantissima campo, proprio il libero Leone. Molto probabilmente Deste si è buttata per andare a compattare il muro andando a chiuderlo, e questo ha aperto così tutta la diagonale. Infatti Leone davvero aveva tanto campo. Passaro in battuta, Leone buona ricezione, apertura verso Garzonio, palla ben murata, ancora un palleggio, un pallonetto del centrale, palla per Favaro che va a attaccare fuori, non so se c'è stato un tocco a muro ma la palla era di sicuro fuori. Sì, palla out, io ho visto palla out. Bini in battuta, 18-19, torna davanti Salgado con Camera che ha finito il suo lavoro per questo set. Bini, ricordiamo, batte spin, e sempre questa ricezione a 4 da parte del Fusion Team Volley. Buona battuta spin, ace da parte di Bini, 19 pari. Attenzione, si ritorna sulla parità nel momento più caldo del set, siamo sul finale del secondo set. Bravissima Bini, davvero il suo ingresso a mio avviso ha avuto qualche difficoltà senz'altro nella zona 4, ma sta facendo tutto il lavoro sporco tra difesa e ricezione. Concordo, un ottimo ingresso, a parte appunto qualche difficoltà, ma una gran carica. Credo che sia quello che noi allenatori vogliamo vedere sempre alla fine, no? Una ragazza che entra dalla panchina e dà tutto quello che può per cercare di girare il set. Sì, dall'orso aveva avuto qualche problema, avevo visto proprio la faccia cambiata della ragazza, quindi penso anche Lucchi, il suo allenatore, se ne sia reso conto anche lui, conoscendola molto meglio rispetto a noi. Giusto ricordare comunque che lo Jesolo ha avuto in quest'anno una quarantena molto lunga per dei casi di positività, e non è per niente facile tornare in forma dopo oltre 40 giorni di stop. Mamma mia, bravissime queste ragazze, ma tutto il movimento, che davvero è stato un anno complicatissimo per tutti, per lo sport. Salgado cerca con un pallonetto coperto, Favaro a ricostruire, attacco bellissimo, lungo sull'incrocio delle linee, niente da dire su questo. Davvero, hai già detto tu, un attacco perfetto, di grandissima gestione, manualità, davvero di precisione. Non è andata a tirare a tutto braccio, ma è andata a cercare la profondità del campo e appunto l'angolone di zona 5, trovando questo punto, il 20°. Battuta di Bovolo, un nastro Marcelletti in qualche modo riesce a salvare, ma fa bene a guardia Pugliero. 21-19, vediamo se Lucchi chiama time out, momento decisivo del set. Lascia invece giocare, no, subito time out. Giulia, Fusion che sembra comunque anche in questo set un pochettino più cinico, no? Sì, hanno avuto, come l'abbiamo sottolineato, un momento di calo all'inizio del secondo set, di questo set, ma adesso stanno ritrovando il proprio ritmo partita e ci stanno provando le ragazze di Lucchi. Però in questo momento, nella fase più calda, c'era stato quell'ace da parte di Bini che aveva riportato la parità. Ora sono nuovamente sotto di 2 punti. Vedremo questa rotazione a chi si affiderà, a Marcelletti in quella che è la P6 di Jesolo. Ancora Bovolo in battuta per il Fusion, indispensabile il cambio palla per Jesolo in questo momento. Buona ricezione di Salgado, forse un po' di là con Pugliero, infatti, che riesce a chiudere facilmente. Sì, quindi ovviamente in questo caso nella P6 si ritrova Lucchi a dover completamente schierare, e addirittura ora c'è praticamente una ricezione a 2. Sì, con il libero che prende tutto il campo. Libero, stavo guardando che in questo set sta ricevendo addirittura con l'85% di positività. Garzoni in attacco, una palla piazzata, ben difesa da Bovolo, rigiocata per Covecia, in questo caso Deste fa la voce grossa, grandissimo muro. E qua ha tirato dritto per dritto e sa di aver commesso un errore. Covecia infatti si scusa con le compagne.
e dice andiamo avanti, sono 2 punti avanti le rosa. Bovolo che non sta attaccando con grandi percentuali neanche in questo set. Adesso abbiamo un cambio invece per lo Jesolo, con il numero 2 entra di nuovo Diletta Basso, che era entrata già nel primo set per la fase battuta difesa al posto della Deste. 20-22, indispensabile un break adesso per provare a tenere vivo il set. Sì, è importante appunto che Basso riesca a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Buona battuta, ricevuta bene dal libero, palla per Coveccia e anche in questo caso sempre un po' quella zona in difficoltà. Sì, è la chiusura del muro che stanno trovando difficoltà il centrale e il laterale. Una situazione di questo tipo forse potrebbe essere un'opzione lasciare il palleggio più lungo e dare una mano in difesa invece che continuare ad andare sotto sul pallonetto, che non stanno facendo. Ace però da parte di Pugliero, dal set point al Fusion, 24-20. Sì, adesso si sono spente su questa parte finale di set. Ancora Pugliero in battuta. Pallone importantissimo per la squadra fucsia. Ricezione staccata di Leone, Bini che va a alzare per Salgado, che non riesce a rimettere la palla in campo. Si chiude così un secondo set in cui il Fusion è partito meglio, lo Jesolo è partito meglio decisamente, e poi ancora qualche errore in difesa, il Fusion ne ha approfittato. Sì, è mancata la lucidità. 19 pari, magari qualche responsabilità in più. Abbiamo visto nella parte finale davvero un po' più di poca lucidità, di poca consapevolezza dei propri mezzi. Vedo facce delle ragazze che proprio stentano un po' a credere nella parte di Jesolo. Adesso ci dovrà essere la carica da dover rimettere, e soprattutto in questi casi comunque si sta giocando una finale importante e bisogna da soli cercare di ritrovare le proprie certezze, le proprie sicurezze, soprattutto sotto 2-0. Concordo pienamente, Giulia, stavo guardando il tabellino, una statistica che noi allenatori guardiamo molto, molto semplice, sono punti e errori. Lo Jesolo ha fatto in 2 set la bellezza di 21 errori non forzati e 27 punti, mentre il Fusion ha fatto ben 36 punti e solo 13 errori. Secondo me già queste 2 cifre dicono più o meno tutto sulla partita finora. Assolutamente, dicono tutto, e sono numeri importanti. Non sono molto amante delle statistiche, però ci sono determinati numeri che sono un po' lo specchio della partita. Concordo, non bisogna mai esagerare con i dati, però le statistiche semplici danno una fotografia abbastanza evidente di quello che poi è la sensazione che abbiamo avuto in campo. Sono convinto che lo Jesolo possa ancora rimettere in piedi la partita, dovrebbe riuscire a sistemare un po' quella difesa da zona 4 che fa veramente acqua da tutte le parti in questo caso, e magari evitare qualche errore di troppo, ma secondo me ha ancora le qualità per poter rimettere in piedi la gara. D'accordo con te, lo vedremo tra pochissimo all'inizio del terzo set. Vi aspettiamo.
squadre trovate in campo per il terzo set. Siamo curiosi di capire se lo Jesolo riuscirà a tenere aperta la partita o se il Fusion scapperà via fino alla vittoria. Stavamo guardando sempre un po' di statistiche e salta all'occhio la maggior precisione del Fusion in attacco, soprattutto da posto 4. Vediamo, ti facevi notare che Lucchi è ripartito col sostituto titolare, rimettendo dall'orso dal primo minuto. Sì, e sta ripartendo anche quasi con una ricezione a 2, davvero lasciando una striscia di campo a Salgado. Marcelletti che prova a intervenire, fallo di trattenuta abbastanza evidente, non fischiato dagli arbitri. Primo punto per il Fusion. Sì, che arriva da uno slash in ricezione. Ancora Bovolo in battuta. Stavolta è lunga, cambio palla per Jesolo. Deste sulla linea di battuta, rientra Biondi. Questa è di sicuro la rotazione con Biondi e Salgado, dove lo Jesolo ha avuto più successo in attacco. Vediamo se riusciranno ad allungare. Ricezione di Bovolo, passano in qualche modo, salva, palla buttata di là, pessimo appoggio, qui un po' di disattenzione da parte dello Jesolo e quattro tocchi abbastanza evidenti da parte di Pugliaro, però anche qua un po' di disattenzione su questi appoggi, no? Sì, era stata una palla, già una carambola che erano riuscite a ributtare di là Fusion, e c'è stato un appoggio a fil di rete per la palleggiatrice, non è riuscita il centrale a mettere subito, andare subito a segno, quindi questo ti fa capire un po' il livello di attenzione. Punto di Caveccia e ragazze che guardano un po' l'allenatore, palla che cade sempre su quella parallela. Come dicevi tu, bisogna un po' sistemare questo muro per riuscire a fermare questi attaccanti. Sì, il muro difesa sta diventando davvero molto complicato per Jesolo. Pugliari in battuta, ricezione staccata di Leone. Salgado che va a attaccare una palla difficile e anche qua palla che non è stata toccata dal muro. 3-2 per il Fusion. No, anche in questo caso qua appunto si vede anche la gestualità di Lucchi, non chiudere il colpo ma tira alto profondo, ha tutte le caratteristiche questa ragazza e centimetri per poter farlo. Ancora Pugliari in battuta, Garzoni ha un po' di difficoltà, Salgado con una palla molto intelligente. C'è da dire che comunque queste ragazze di posto 4 si stanno trovando ad attaccare quasi sempre palloni che vengono da dietro in bagger, quindi niente di facile. No, niente di facile, in questo caso rallenta il colpo e non si adatta invece il muro avversario che salta col solito tempo, e questo fa sì da prendere il money out che abbiamo appena visto. Garzoni in attacco con palla che non viene sfruttata da Jesolo. Ancora Coveccia, sempre quella parallela. Questo è andata vicinissimo al fallo di invasione di piede. E poi è difficile capire se la palla passa sopra Marcelletti, di fianco a Marcelletti. Sarebbe utile avere un'altra visuale, però appunto quel posto 4 sta diventando un problema. 4-3 per il Fusion. Matilde Favaro in battuta. Coach Chieco beve un sorso d'acqua. Marcelletti per Biondi e attacco fuori del centrale. Sì, è andata a rincorrere proprio questo pallone. Adesso cerca di dare qualche informazione al suo palleggiatore, Marcelletti, proprio Cristiano Lucchi. 5-3 per il Fusion, ancora Favaro in battuta. Ottima battuta con Leone che in qualche modo salva. Palla per Salgado che continua a chiudere un po' troppo il colpo, come dicevi prima. Più che altro continua, in questo caso è un errore la scelta, andare su Biesso che è il centrale che salta tanto, il muro più alto. E in questo caso rivediamo nuovamente Pini, questa volta non più al posto di Dall'Orso ma proprio al posto di Salgado. Ancora Favaro in battuta. 6-3 per il Fusion. Ricezione ottima di Leone, palla per Biondi, pallonetto che non va giù. Coveccia a rigiocare. Palla ancora in posto 6 e di nuovo dentro. Sì, palla buona. In questo momento Coveccia sta facendo sfracelli. Sì, e stanno giocando davvero come vogliono.
Siamo sul 7-3 proprio per la Fusion e Lucchi è costretto a richiamare un time out, ora o mai più davvero. Veramente, ora mai più, 7-3 per il Fusion, Jesolo che è partita un po' come il primo set. Lucchi adesso cerca di dare qualche indicazione, soprattutto immaginiamo sulla fase di muro difesa. Secondo te è un problema del centrale che arriva in ritardo, di una palla molto spinta o proprio di un posizionamento del posto 2? No, penso un problema davvero da risolvere col muro, perché la difesa sta entrando in una confusione incredibile, non sa più delle volte se mettersi sulla zona 6, in zona 1, quindi davvero devono risolvere un po' di problemi col muro e di conseguenza poi adattare proprio la difesa. Concordo pienamente, sempre Favaro in battuta, in questo momento Dall'Orso, il capitano in campo, sta chiedendo la formazione. Vediamo posizione e ricezione del ragazzo di Lucchi. Ancora Leone, buona ricezione, palla aperta per Bini che va ad attaccare una palla out, non credo toccata. Sì, è una palla fuori, però è un errore che comunque ha cercato le mani alte, la mano sinistra del centrale che stava arrivando. Diciamo un errore che rispetto ai palloni chiusi che abbiamo visto con qualche attacco precedente è un errore un po' più accettabile. Ace da parte di Favaro che sta facendo veramente un bel break in battuta, 9-3 per il Fusion. No, si gira Lucchi verso il suo secondo Lionetti con le braccia un po' aperte. In questo momento l'inerzia della gara è totalmente da parte del Fusion, subito un altro time out da parte di Lucchi che usa già il secondo tempo, situazione quasi compromessa. Cosa dici, Giulia? Che ti dico, finché si gioca, però insomma sotto 2-0 sul 9-3, ma soprattutto sono un po', quando soprattutto a questi livelli mi baso molto sulle sensazioni. E la sensazione è di una squadra che sta mollando, di una squadra che non ci sta credendo, o meglio forse non riescono a mettere i loro pensieri in energia positiva, perché poi ti fai un po' assorbire dal fatto che appunto sei sotto, che è un po' una finale dentro fuori, quindi ci sono tante cose. In questo caso bisogna davvero concentrarsi sulla tecnica e poi pensare veramente che questo è il giorno di una partita importantissima. Ancora Favaro in battuta, palla ricevuta dall'Orso, è aperta proprio per Bini, attacco fuori, anzi scusate, attacco murato ma mani out. Fusion che un po' protesta, va a parlare col primo arbitro. Ma non so te, io ho visto il pallone fuori comunque. Anche secondo me, devo dire che stanno arbitrando molto bene i due arbitri, Bottin e Gardellino, fino a questo momento. Una partita comunque molto corretta. Bini, salto spin, una buona battuta, palla ricevuta da Coveccia per l'attacco di Biesso che trova un money out per il 10-4. Sì, e questi sono i palloni dove invece il muro dovrebbe averla meglio, è un pallone a fil di rete, bisogna lasciar perdere l'attaccante, mangiare, andare con le mani sul pallone. In questo caso invece non riesce nel tentativo di muro Dall'Orso. Ancora Coveccia in battuta, ricezione di Leone, palla dietro per l'opposto, ben difeso da Favaro. Bovolo che gioca sul muro, invasione questa volta credo del... 4, viene chiamato 4 tocchi. In questo caso credo che invece ci sia un piccolo errore, perché mi sembrava che il muro avesse ampiamente toccato la palla. Anch'io mi sono persa forse qualche passaggio. Qualche passaggio, diciamo così. Biondi in battuta, 5-10 per lo Jesolo che insegue sotto di 2 set. Ricezione di Favaro, ancora Biesso, ancora sulla sua mattonella. 11° punto per il Fusion. Sì, mi rendo conto che ovviamente in categorie under è un pochino più difficile, però quando ti trovi un giocatore che passa molto e più che altro a colpi molto lineari, molto puliti, bisognerebbe posizionarsi proprio lì dove il pallone va a cadere. Biesso proprio in battuta, ricezione e Dall'Orso questa volta che trova una bellissima parallela.
Però guarda quante poche urla arrivano dalla parte di Jesolo. Comunque è un punto fatto e pazienza se si è sotto. Sì, adesso ci vuole proprio un bel break in battuta per provare a recuperare anche un po' di coraggio da parte degli isolane. Ottima ricezione di Favaro, alzata però in palleggio, Bovolo che va a attaccare, una palla che finisce decisamente fuori. 7-11, Jesolo prova a tornare sotto. Bravissima Passaro con questo bugger all'indietro, aveva messo davvero una caramella per Bovolo che poi spedisce out. Ancora Marcelletti in battuta, sempre su Favaro, palla staccata, bella palla di Passaro, questa volta ottimo muro ma bellissima copertura, e ancora Bovolo che va a piazzare, rigioca Leone per Dall'Orso, una palla, bellissimo attacco sulle mani di Pugliero, punto numero 8. E adesso hanno rifatto qualche punto, si sente anche qualcosa in più, qualche urlo in più da parte di Jesolo, e questo è lo spirito che devono avere le ragazze. Tempo subito da parte di Chieco che non vuole in nessun modo vedere Jesolo che torna su. Diciamo che non appena difendono un paio di palloni in più anche il contrattacco ne guadagna, no? Sì, e soprattutto c'è stato qualche recupero, si era, se non sbaglio, sul 5-11, ci sono stati 3 punti che rimettono fiducia, rimettono speranza, e ovviamente devono puntare su questo adesso le ragazze proprio di Jesolo. Ancora Marcelletti in battuta, di sicuro avere l'attacco a 3 può aiutare in questo caso. Vediamo, mentre il Fusion ha l'opposto che è Favaro in seconda linea. Battuta ancora di Marcelletti, sempre su Favaro, questa volta intercetta Bovolo che poi va a attaccare, una palla difesa da Dall'Orso nell'altro campo. Ancora Bovolo, zona di conflitto, Libero e Vini che non si intendono. Sì, Dall'Orso doveva, quell'attacco diciamo non era così tanto imprendibile, è stata mandata un'altra free ball, ovviamente poi ben giocata da parte delle Rosa. Eh sì, i dettagli di questo tipo nelle finali fanno sempre la differenza. Ricezione di libero di Jesolo, pallonetto di Dall'Orso da posto 2 e punto, terzo punto consecutivo di Dall'Orso, che forse è riuscita finalmente a entrare in partita. Sì, è brava, non forza, mette un pallonetto, non è il primo pallonetto che cade al libero avversario, bisogna iniziare a giocare così, e intanto rivediamo questa ricezione lasciando fuori proprio l'S1. Pallonetto di Favaro, Leone che rigioca, una palla murata dal Fusion che conquista il cambio palla. Sì, una copertura mancata a mio avviso, non era una murata a tetto, era una murata che si poteva coprire. Bovolo in battuta, ricezione di Leone, palla molto spinta, troppo spinta, Garzoni non riesce a giocarla, 14-9. Peccato, aveva fatto un'ottima apertura Marcelletti, palla troppo incidente a rete. Ancora Bovolo in battuta, 14-9 per il Fusion. Questa volta la palla si spegne sul nastro, cambio palla per Jesolo, con Deste che va a battere. Salto flot, corta, troppo corta, anche qua 2 errori consecutivi in battuta. E 15° punto per il Fusion, che adesso si va sulla linea di 9 metri con Pugliero. Anche lei salto flot, lunga, ricezione slash con Covecia che sbaglia l'appoggio, e in questo caso un brutto errore che consente il cambio palla, con Chieco che si mangia un po' le mani per questo sbaglio. Sì, con un errore che è insolito un po' per la formazione della Fusion. Non siamo stati soliti vedere queste sbavature nel team di Chieco. Concordo, forse la prima del terzo set,
Garzoni in battuta, ricezione di Passaro per Biesso, primo tempo ben difeso, Vibe di Dall'Orso e punto dalla numero 8 che ha ritrovato decisamente fiducia. Sì, un po' di, in questo caso nuovamente meglio in fast Biesso che con il feeling rispetto al primo tempo. A mio avviso forse al palleggiatore non gli esce la palla troppo veloce, perché davvero un primo tempo così come dovrebbe essere fatto, davvero anticipato tantissimo, e poi non è troppo invadente con le mani, cerca grandi altezze anche per quanto riguarda quell'attacco che c'è stato poco fa della seconda linea di Jesolo. Ancora Garzoni in battuta, ottima ricezione questa volta per Favaro con una palla ben murata e 13° punto per lo Jesolo che si rifà sotto. Adesso si riportano a -2. Sempre Garzoni in battuta. Ti chiedo qualche parola con il suo palleggiatore Passaro, qualche indicazione. Ancora Garzonio, Bovolo in ricezione, palla per Coveccia un po' bassa che può solo fare un pallonetto. Qui palla per Bini, uno splendido mani fuori su Favaro, grande energia da parte della numero 7, 14-15. Sì, Favaro che davvero commette un grande errore per quanto riguarda il posizionamento del muro, anche qui una palla vicina al nastro, bisogna andare a mangiare il pallone, cosa che invece non c'è stata. Jesolo si rifà sotto, non ha più molte occasioni, deve assolutamente riaprire adesso la partita se vuole ancora sperare nel titolo provinciale. Lucchi continua a dare indicazioni, Chieco cerca un po' di calmare le sue ragazze, in questo momento come dicevi tu non sta funzionando benissimo l'attacco al centro in primo tempo, solo la fast con Biesso e questo toglie un po' di precisione all'attacco del Fusion. Sì, anche con Coveccia qualche pallone, abbiamo visto prima un pallonetto rimiedato per un'alzata non precisissima, un po' bassa, quella da parte di Passaro proprio per il posto 4. Garzonio in battuta, sempre Bovolo a ricevere, ancora palla alta per Coveccia, questa volta riesce a sfondare il muro per il 16° punto. Ottimo questo suo attacco, debole invece il muro di Jesolo. E ora Jesolo deve subito rifarsi con questo cambio palla se vuol rimanere attaccato al match. Favaro in battuta, difficoltà per Bini in ricezione, palla alzata in mezzo al campo, Biesso ad appoggiare, fast di Biesso e ancora punto per la numero 8. Sì, qua non ha un muro, ovviamente capita con Bini davanti, un muro piccolino e infatti è attaccato praticamente al centro del campo, nel cuore del campo di Jesolo. Ancora Favaro in battuta, ricezione di Dall'Orso, anzi di Garzonio scusate, con Bini che gioca sul muro, Marcelletti che riesce in qualche modo a ricostruire, ancora appoggio di Biesso, ancora fast e ancora punto. Un film già visto finora. Sì, non solo diagonali ma anche parallele, questa volta parallela interna per la centrale della Fusion e ora Fusion che scappa nuovamente, 18-14. Coach Lucchi che ha finito i time out, quindi non può più interrompere la partita, ci pensa però Favaro che sbaglia la battuta un po' troppo lunga, 15-18. Bini vediamo andare in zona di battuta, ricordiamo l'unica giocatrice che sta facendo salto spin. Battuta però in rete, punto al numero 19, sono solo 6 adesso i punti che separano il Fusion dal titolo di campione provinciale. Coveccia va in battuta, Chieco dalle ultime indicazioni alla sua giocatrice. Sotto spin verso zona 1, buona ricezione di Dall'Orso, attacco fuori da parte di Biondi, 20° punto, può essere forse a lungo decisivo Giulia.
Ho visto quel passaggio a vuoto da parte di Bini, che prima aveva fatto un ace, aveva riacceso le speranze, e ora c'è un'altra sostituzione anche nella metà campo di Jesolo. Entra Spadaro al posto di Biondi, un po' in difficoltà dopo 2 set giocati molto bene. Ancora Coveccia in battuta, vediamo se batterà sempre su Dall'Orso. In questo caso invece no, batte fuori, consente il cambio palla. Ancora una speranza per Jesolo. Rientra D'Este. Giulia Spadaro in battuta, prima battuta della sua partita. Vediamo se sentirà la pressione. Buona battuta, ricezione con qualche difficoltà di Bovolo, che poi va ad attaccare una palla che attacca molto bene sulle mani alte del muro. E ora insomma hanno superato i 20, 21esimo punto Fusion. Jesolo deve compiere, mi permetto di dire, un miracolo quasi. Insomma 16, sono 5 lunghezze che separano le due formazioni. Biessi in battuta, palla molto corta, salvata da Bini. Dall'Orso che deve inventare, e inventa molto bene un attacco lungo in zona 6. Brava, un colpo profondo, un complice anche un muro un po' timido, quello da parte di Pugliero, che scopre completamente tutta la diagonale fino alla zona 6-5. Marcelletti in battuta, ricezione di Bovolo, che va anche ancora lei a contrattaccare. Leone non riesce a tenere, cambio palla subito da parte del Fusion. Grandissimo attacco questo da parte di Bovolo, chiusissimo, complicato per Leone. Stanno tenendo bene in ricezione Fusion, quindi riesce a trovare abbastanza agevolmente il cambio palla. Esatto. Ricezione invece che continua a dare un po' di difficoltà, in questo caso con Dall'Orso, che va a attaccare una bella palla sulle mani del muro. Per il 18esimo punto Dall'Orso, che finalmente, diciamo, in questo quarto set ha fatto vedere le cose di cui siamo sicuri essere capace, nonostante qualche sofferenza ancora di troppo in ricezione. Sì, soprattutto nel primo set, dove era stata chiamata appunto al suo posto Bini. Brutto errore qui di Dall'Orso, palla che finisce fuori, 23-18. Bovolo per provare ad avvicinare il titolo provinciale. Ricezione staccata di Leone, Marcelletti che corre per alzare, Bini non se la sente di attaccare, palla free ball nel campo avversario. Attacco di Pugliero, Murato. Adesso D'Este va a attaccare, ottima difesa da parte di Passaro, con palla che cade nel campo dello Jesolo. Set e match point nelle mani di Bovolo. Qua hanno trasformato una palla davvero impossibile in un punto praticamente. Sono segnali, quando succedono queste cose gira tutto per il verso giusto. Bovolo in battuta, battuta out di poco ma fuori. L'avevo vista mi sembrava molto molto vicina alla riga. Era molto vicina, poi in questi casi non vorrei mai essere negli arbitri, perché è difficilissimo vedere queste situazioni. D'Este in battuta, 24-19, battuta corta, Coveccia, fallo di doppia di Pugliero, qui giusta la chiamata dell'arbitro. Qua bisogna avere calma, non c'è bisogno di aver fretta, hanno tutto il tempo per poter giocare tranquillamente, c'è il palleggiatore, poteva arrivare serenamente sotto questo pallone. Ancora D'Este in battuta, 20-24, palla lunga, finisce qua. Il Fusion Team Volley è campione provinciale Under 19 2021, battendo 3-0 lo Jesolo con parziali abbastanza netti. Direi un risultato, per quello che abbiamo visto in campo, assolutamente corretto. Sì, non so per quanto riguarda la storia, forse ci si aspettava un po' tutti qualcosa di più combattuto. Purtroppo nelle finali l'emozione gioca tanto e sono cose che possono accadere, è tutta esperienza per le ragazze. Siamo sicuri sì che lo Jesolo non sia quello che abbiamo visto oggi in campo, i risultati del campionato parlano chiaro. Per quello che si è visto oggi però netta superiorità del Fusion, ottima partita di molte ragazze, vediamo
Chieco che abbraccia le ragazze, il capitano e il suo staff. Siamo ai saluti da parte delle giocatrici, grandissima festa ovviamente per il Fusion, comprensibile invece l'umore in casa Jesolo. Sì, Giulia, molte- chi ti sembra possa essere stata, diciamo, la giocatrice determinante? Forse un'idea ce l'abbiamo, diciamo, no? Ce la siamo fatta assolutamente, anche in ottica futura mi azzardo di dire, penso che Biesso si sia vista le sue grandissime qualità fisiche, è stata un'arma importante sia a muro che in attacco di questa formazione. Hanno lavorato bene però tutte le altre come squadra, e da una parte si festeggia, dall'altra parte Lucchi riunisce le proprie ragazze. Comunque è stata senz'altro anche per loro una stagione importante, una stagione che forse si aspettavano un qualcosa di più, un qualcosa, diciamo, che anche se fosse stata una sconfitta magari un qualcosa di più combattuto. Una stagione che comunque continua, entrambe le squadre sono qualificate per la fase regionale e andranno a tenere alte i colori della provincia di Venezia in ambito regionale e speriamo ovviamente anche in ambito nazionale. Come detto, da una parte, come è giusto che sia, si festeggia, dall'altra parte è già tempo di analisi con coach Lucchi che tiene in riunione tutte le sue giocatrici. Vi lasciamo un attimo e ci rivediamo tra poco con le interviste da parte di Giulia ai due coach. Allora, siamo qua, coach Cristiano Lucchi. So che è complicato parlare dopo una finale persa, forse una finale che ti saresti aspettato qualcosina di più da parte delle tue ragazze. Sì, sicuramente sì, anche perché insomma è una squadra che conosciamo bene, ci abbiamo giocato contro già diverse volte, quindi dovevamo affrontarla diversamente. Purtroppo loro ci hanno aggredito fin da subito. Complimenti veramente al Fusion, perché devo dire che negli anni sta dimostrando di lavorare bene, di far crescere i loro giocatori giovani e di fare anche un gran bel mercato, perché loro quest'anno hanno allestito veramente una gran bella squadra. Noi anche, l'abbiamo dimostrato più volte, perché in campionato comunque abbiamo dimostrato di poter vincere contro di loro e l'abbiamo fatto. E purtroppo insomma siamo incappati in questa brutta partita nostra e una gran bella partita loro, quindi tanti complimenti a loro. Per noi non finisce qua, perché noi dobbiamo ancora giocare la fase regionale, quindi è una lezioncina che ci serve, perché insomma dalle sconfitte uno impara tanto. Quindi Cosa pensi vi sia mancato oggi? Più l'aspetto emotivo che vi ha penalizzato, comunque giocavate in casa vostra, cosa pensi sia mancato quest'oggi? Diverse cosine anche a livello tecnico, devo dire la verità, perché ci hanno aggredito bene in battute, quindi non abbiamo ricevuto bene, in attacco abbiamo fatto fatica, abbiamo innescato pochi centrali, quindi è stata una partita giocata molto bene da loro e
poco bene da noi a livello tecnico. Poi se vogliamo parlare della pressione, di quello che poteva essere giocare in casa eccetera, sicuramente a quest'età qua un po' di emozione c'è, ma c'è anche per gli altri, quindi nel senso eravamo in casa noi, quindi mi aspettavo qualcosina di più da parte nostra, diciamo. Infatti mi ricollego a te sul discorso soprattutto muro difesa. Avete avuto qualche problema lì oltre alla ricezione? Sì. Il muro difesa che davvero vi ha fatto un po' dannare. No, che è diciamo la chiave che ci ha fatto vincere tante partite quest'anno, sia a livello di Under 19 ma anche in Serie B. E invece devo dire che avevamo preparato la partita in un modo, loro ci hanno attaccato anche diversamente e provando poi ad andare dietro anche a loro ci siamo un po' incartati e di conseguenza non abbiamo fatto bene il break point, che è poi il fondamentale dove vai a vincere le partite, e di conseguenza insomma hanno tenuto bene il cambio palla, noi male muro difesa, sempre dietro a rincorrere e la partita è finita così purtroppo. Ti ringrazio Cristiano, in bocca al lupo per il seguito, che ci sarà un seguito e quindi grazie. insomma vi farete valere. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Giulia. Tutto pronto adesso per l'intervista di Carlo Chieco, coach che ha appena vinto il titolo Allora provinciale. siamo qua con l'allenatore Chieco del Fusion Volley, una gran bella vittoria, forse vi aspettavate anche qualcosa più da lottare, invece un 3-0 e ecco le tue ragazze che ti stanno acclamando. Queste sono le nostre ragazze, bravissime. Allora, innanzitutto i complimenti vanno alle ragazze e alla società, perché quando una squadra vince dietro c'è una struttura che funziona, quindi tutto lo staff tecnico che ha lavorato con me e i dirigenti e Marco Vanzo che è un po' l'artefice di tutto questo progetto. Per quello che riguarda la partita, in realtà non mi aspettavo, non avevo aspettative dalla partita, noi siamo riusciti a fare bene alcune cose, le avevamo impostate, abbiamo cercato di essere aggressivi in battuta e secondo me loro hanno sofferto e poi siamo riusciti a controllarle con il nostro muro difesa. Questa è la quarta volta che li incontriamo, sappiamo del loro valore perché comunque è una buona squadra allenata da un ottimo allenatore. Però dopo 2 vittorie loro, le nostre 2 vittorie insomma sono importanti, questa qui è fondamentale per noi. È arrivata quella vittoria per accedere poi ai playoff della Serie B, ci siete riusciti. Sì. E pensi che sia stata questa un pochino più di consapevolezza magari data alle tue ragazze del dire ok, ce la possiamo fare? Assolutamente sì, abbiamo giocato 4 partite di playoff promozione intensissime. Non avevamo i favori del pronostico, però siamo riusciti a vincere ed andare avanti. Questo ha accresciuto sicuramente la consapevolezza di quello che possiamo fare e quindi ci è servito molto, anche se in realtà siamo arrivati un po' stanchi come energie mentali a questa partita. Però questa è una finale, poi le energie le tiri fuori da tutte le parti insomma per giocarla. So che magari adesso c'è un po' di scaramanzia, ma cosa c'è nel futuro di questa squadra, di questo team? Beh, noi l'abbiamo costruita per cercare di arrivare alle finali nazionali e sapevamo che il percorso provinciale non sarebbe stato facile, però siamo arrivati. Abbiamo guadagnato l'accesso alla fase regionale e sappiamo ancora non sarà facile, però il nostro obiettivo è arrivare alle finali nazionali a luglio, quindi dobbiamo vincere tutte le partite. In bocca al lupo allora e complimenti ancora. Grazie mille, Creppi. Grazie. Grazie Giulia e Carlo, tutto pronto per le premiazioni. Mentre aspettiamo le premiazioni siamo qui con Marco Vanzo, direttore tecnico del Fusion Team Volley. Complimenti intanto per questo successo, complimenti anche per aver portato in finale anche l'Under 15. Ne avevamo parlato tra le 2 partite, non eri molto contento, immagino molto più soddisfatto di questo risultato, non solo per il risultato ma anche per la prestazione.
Allora, diciamo che più volte abbiamo incontrato Jesolo quest'anno e ci ha sempre messo in grossissima difficoltà. Oggi arrivare a questa finale senza Gioia Di Carlo, che è il nostro posto titolare, e riuscire a vincere 3-0 qui, sinceramente non penso che né io né nessuno dello staff lo avrebbe immaginato. Onore alle ragazze che hanno espresso un volume di gioco veramente importante in questa partita. Ricordiamo che Favaro nel 2005 che ha giocato una finale provinciale di Under 19 titolare e l'ha chiusa penso con 12 o 13 punti, quindi veramente tanta roba per noi oggi. Concordo, Favaro poi è un prodotto totalmente del vostro vivaio, quindi immagino anche una soddisfazione in più per vedere queste giovani ragazze cresciute in casa che fanno questi risultati, ma mi sembra che tutta la squadra abbia funzionato veramente bene. A noi è impressionato, te lo dico sinceramente, Biesso, soprattutto nella fase di attacco. Un'ottima partita, però non saprei trovarne una che ha giocato male in questa partita. Per come le conosco io, questi sono gli standard di Chiara. Chiara è un giocatore fuori categoria, ormai ha fatto una crescita spaventosa quest'anno, ma mi preme sottolineare la partita che ha fatto Giorgia Coveccia. È arrivata qui dopo un anno un po' turbolento per lei e ha avuto veramente una crescita esponenziale questa ragazza che arriva dal vivaio di Volley Ro. E mi piace ricordare anche, rispetto a quello che dicevi tu Andrea, che di questo gruppo ci sono diverse ragazze che hanno vinto il bronzo alle finali nazionali in Sardegna 3 anni fa, perché Passaro, Riccato, Puliero è praticamente metà under 17 in campo, quindi siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e siamo anche molto contenti di esserci confermati, perché il rischio di essere una meteora dopo quel bellissimo bronzo era molto alto. Complimenti a voi, complimenti al vostro staff che ha lavorato molto bene e in bocca al lupo per la fase regionale. Grazie Andrea, grazie. A presto. Ringraziamo Marco Vanzo, come vedete è tutto pronto per le premiazioni. In questo momento ci sono i saluti istituzionali da parte del comune di Jesolo. Presidente del comitato territoriale di Venezia omaggia assieme a Lidio Santin, presidente invece della Union Volley Jesolo, l'assessore allo sport del comune di Jesolo. Cambio di ruolo invece per la nostra commentatrice Giulia Pisani, che riceve un omaggio da parte sia del comitato federale che anche dal comune di Jesolo. È stato un piacere averla con noi in cabina di commento. Sbrigate le pratiche istituzionali, siamo pronti per le premiazioni. In attesa delle premiazioni, mentre Fabio Pazzi sta facendo il discorso di ringraziamento, vi diamo qualche numero della partita. Top scorer della partita è stata Giorgia Coveccia con 16 punti, di cui 15 in attacco, un'ottima prestazione del posto 4 di coach Chieco, seguita a ruota da
Biesso Chiara con 15 punti e da 9 con Bovolo Irene per il Fusion Team Volley. Nello Jesolo invece miglior marcatrice Biondi Gaia con 9 punti, seguita da Salgado con 7 punti. Una buonissima ricezione, una buona ricezione da parte del Fusion Team Volley, comunque con un 40% contro il 19 dello Jesolo, e tutto sommato comunque, come avevamo detto, più errori da parte di Jesolo rispetto al Fusion Team Volley. Ricordiamo che per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo avuto di nuovo il pubblico, è stata una grandissima emozione. Siamo pronti adesso per chiamare le squadre da premiare. A premiare per la seconda squadra classificata Nicola Micheletto, vicepresidente del Comitato Territoriale di Venezia. Seconda classificata per quest'anno, nell'anno 2021, l'Under 19 dell'Union Jesolo Volley, allenata da coach Lucchi con il secondo Marchio Giunetti. Come avete sentito dalle parole di coach Lucchi, un ottimo campionato. Oggi non sono riusciti a dimostrare il loro valore, ma la loro avventura prosegue. Siamo sicuri che si faranno valere anche nella fase regionale. Foto di rito con Giulia Pisani. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri due media partner che ci accompagnano in tutto il racconto di queste finali: Radio Peter Pan e Venezia Today. Sostegno necessario e importantissimo per poter raccontare a tutti voi le finali giovanili. Vengono adesso premiati i due arbitri della partita, Bottin Pietro e Elisa Gardellin, che hanno arbitrato molto bene, premiati da Luca Gallo, consigliere FIPA Venezia. Viene chiamata Giulia Pisani per premiare la miglior giocatrice, l'MVP della gara. Premio miglior giocatrice Radio Peter Pan per la categoria Under 19 femminile, premio che va premio che va alla numero 8 del Fusion Team Volley, Chiara Biesso, MVP Radio Peter Pan di questa finale provinciale. Viene premiata da Giulia Pisani. E adesso è tutto pronto per incoronare la squadra campionessa provinciale Under 19 femminile per l'anno 2021.
Ed ecco la premiazione per le prime classificate. Fusion Vega Team Volley 2016 premia il presidente federale Fabio Pazzi. E con questa splendida foto delle ragazze che festeggiano il loro titolo provinciale vi salutiamo, ringraziamo l'Union Volley Jesolo per l'organizzazione, ringraziamo tutte le squadre che ci hanno fatto vivere questa giornata di sport e di gioco. Vi aspettiamo alle prossime partite. Ringraziamo Giulia Pisani per averci accompagnato. Con questo è tutto e un saluto e un ringraziamento.